Ma buonasera a tutti amici da Napoliello 87 e Forza Napales. Allora, la partita tra Cagliari e Inter finisce 2-1 per l'Inter. Ma come finisce questa partita? Come viene decisa questa partita? Da due episodi. Allora, il primo episodio sul gol dell'Inter, dove la VAR va a rivedere. Allora, il presunto fuorigioco di Lautaro, dove c'era però Cerri che dà fastidio a Lautaro, però dicono che non c'era fuorigioco e lì viene il gol dell'Inter, l'1-0 dell'Inter. Sembrerebbe che non ci fosse il fuorigioco, sembrerebbe, è tutto da rivedere e l'Inter comunque prende questo vantaggio. Il pareggio viene al 50° da parte del Cagliari di Joao Pedro, un bellissimo colpo di testa. Si perdono Joao Mario, i difensori dell'Inter sono rimasti in vacanza e Joao Pedro di testa la mette nell'angolino, pareggia la partita. L'Inter riesce a trovare però comunque la vittoria con Romelu, un certo Romelu, Lukaku, con il gol di Romelu Lukaku sul calcio di rigore. Un calcio di rigore che viene dato all'Inter e Romelu non lo sbaglia, ma Romelu sbaglia qualche altra azione dopo, avanti al portiere a tu per tu, la butta fuori dalla porta. La porta è così, il portiere sta lì e Lukaku la tira lì, fuori. Comunque è stata una bella partita, insomma, non è stata una bella partita è il modo di dire, è stata una partita molto combattuta a centrocampo. Le occasioni del Cagliari e dell'Inter non è che ne sono state tante, è stata una partita combattuta a centrocampo, le difese si sono comportate bene direi, a parte quel rigore dato, come ripeto a dire che l'Inter questa partita l'ha vinto su due episodi, perché la prestazione dell'Inter non è stata la stessa prestazione che ha fatto a Lecce. Non abbiamo visto un Inter che ha fatto lo stesso possesso palle e ha controllato la partita a Lecce. Qui ha rischiato qualcosina in più, anche se, ripeto, non ci sono state grandissime occasioni, né da parte dell'Inter e né da parte del Cagliari, a parte quella di Lukaku che l'ha tirata tu per tu fuori. Comunque il Cagliari poteva far di meglio, ci aspettavamo di meglio, anche con l'assenza di Pavoletti. È subentrato nel secondo tempo al posto di Cerri, se non vado errato, Simeone, il Ciolo Simeone, che ha provato a fare qualcosa, ma non è che abbia fatto. Che ha fatto Simeone? Nemmeno un tiro in porta, se va a vedere. Comunque il migliore del Cagliari è Joao Pedro, perché quello che ha fatto quello è quello che ci ha provato. Nainggolan mi aspettavo qualcosina di più, essendo l'ex Inter mi aspettavo una prestazione migliore, mentre per l'Inter Sensi ha fatto una grande prestazione anche questa sera. Ha fatto una grande punizione e ha preso traversa oppure l'ha parata il portiere. Ora non sono sicuro di come è andata, però ha fatto una grande punizione. Poi ha fatto una grande giocata da dove è avvenuto il rigore, dove ha conquistato il rigore. Penso che Sainz è stato il migliore dell'Inter perché ha giocato con qualità, con tecnica, ha servito dei palloni importanti. Sensi si è già inserito bene in questa Inter. Già nella prima partita a Lecce ha fatto vedere le sue qualità, ha fatto gol e questa sera ha regalato un calcio di rigore alla squadra per farla vincere. Per questo un ottimo Sensi. Comunque tutta l'Inter in difesa, Skriniar ha fatto una bella partita, Godin quando è entrato ha cercato di fare il suo, anche saltando l'uomini, cioè inventandosi centrocampista o attaccante. Cioè una bella Inter, attenzione a questa Inter perché veramente, anche se questa sera non ha fatto una grandissima prestazione, questo vuol dire tanto, ragazzi, questo vuole dire tanto, perché anche non facendo una grandissima prestazione è andata a vincere a Cagliari, un campo non facile, per 2-1. Lasciamo stare la prima partita che ha perso il Cagliari a Brescia, ma questa partita qui che ha vinto l'Inter a Cagliari, ripeto, non sarà facile per le altre squadre ad andare a vincere a Cagliari. L'Inter per ora ci è riuscita, anche se non convincendo del tutto, perché, ripeto, non ha fatto una grandissima prestazione. Fatemi sapere la vostra, cosa ne pensate di questa vittoria dell'Inter a Cagliari, se il Cagliari avrebbe meritato qualcosina o avrebbe dovuto far di più per meritarlo, o se l'Inter l'ha meritata tutta questa vittoria.
e lasciate tanti like, fatemelo sapere nei commenti cosa pensate e soprattutto venite sotto il video ed iscrivetevi al canale di Napoliello87. Buonanotte a tutti da Napoliello87 e forza Napoles!